Ma io credo che questa manifestazione sia soltanto un momento di partenza per riporre finalmente con forza il problema della presenza delle basi militari in Sardegna su un'ottica anche nuova. Questo circolo Fizos Libero di Sardegna che è abbastanza autonomo, nel senso che all'interno vi sono militanti di Sardegna Nazione ma anche giovani al di fuori degli schieramenti politici, si pone il problema di attuare una mobilitazione intelligente sulla questione delle basi militari. Chiede l'allontanamento delle basi militari dalla Sardegna, ma anche sin da subito il fatto che le basi militari abbiano un ritorno finanziario in Sardegna, cioè non è più concepibile, non è più accettabile che comunque la Sardegna subisca soltanto il peso delle servitù militari e non invece i guadagni che vanno a finire tutti quanti nelle casse dello Stato. Per questo rivendichiamo come diritto del popolo sardo di avere in Sardegna che i costi degli affitti delle basi militari in Sardegna producano qua lavoro, occupazione e comunque sviluppo e vengano utilizzati per una politica di prosperità della Sardegna. Basta con le rapine, insomma, sia le rapine della terra che le basi militari ci impongono, ma anche la rapina finanziaria che lo Stato porta avanti incamerando i denari che invece provengono da queste basi militari, sin da subito. C'è un certo realismo in quello che voi dite oggi rispetto a un passato neanche molto lontano. Oggi siete più realisti, evidentemente è cambiato qualcosa. Siamo cresciuti, abbiamo stabilito nuovi rapporti, è aumentato la nostra presenza politica tra la gente e ci facciamo carico dei problemi della gente. Abbiamo guardato anche l'esperienza internazionale, dove per esempio una isola come Cuba, dove che nonostante tutta l'indipendenza che abbia non riesca a liberarsi dalla presenza della base militare americana. Però là gli americani pagano l'affitto al governo cubano. Noi vogliamo che l'affitto venga pagato al governo sardo, cioè alla regione sarda, e che non siano più i ladroni di Stato invece a imporci il comando, come è stato nel passato anche recente, a imporci queste gravosissime servitù militari e a ricavarne tutti gli utili e tutti quanti i tornaconti. Per esempio la base militare della Maddalena, quanto paga come affitto allo Stato italiano? Questi denari potrebbero essere investiti per una politica di prosperità per la Maddalena. Si tratta poi di eliminare il meccanismo della sudditanza del popolo sardo nei confronti delle decisioni altrui, conquistare sempre più ampi pezzi di autogoverno nella prospettiva dell'indipendenza nazionale, nella prospettiva di un meccanismo di rapporto federale veramente reale all'interno dello Stato, cioè dove i sardi siano alla pari di tutti quanti gli altri popoli che stanno in questo Stato e possano finalmente autogovernarsi. All'interno dello schieramento regionale, dove dovreste trovare i migliori interlocutori, quelli più attenti, c'è molta disattenzione. In realtà anche le forze progressiste non vi sono molto vicine in queste battaglie. Ma io direi che sono dimenticati completamente il problema delle basi militari e questo è un fatto veramente clamoroso, è veramente da criticare con forza. Non si può
non porre in termini concreti, reali, il problema dell'autogoverno della Sardegna, che vuol dire prima di tutto l'autogoverno da parte dei sardi del proprio territorio, della popolazione della Maddalena, della Sardegna da parte di tutto il popolo sardo. Di quel grande progetto che doveva unire la sinistra sarda, compatta, contro le forze del governo centrale, piuttosto conservatrici, e restie a concedere certi spazi di autonomia, non se ne parla più. Ma noi ne continuiamo a parlare, noi stiamo muovendoci proprio in questa direzione, la Casa Comune dei Sardi. Se non è possibile oggi costruire una grande Casa Comune dei Sardi, iniziamo a costruire una piccola Casa Comune dei Sardi. Andiamo con passi graduali verso comunque uno spirito nuovo, dove i sardi siano uniti nelle loro rivendicazioni, in antagonismo, quando l'antagonismo è necessario, anche con le decisioni dello Stato, respingendo anche quando ciò è necessario farlo, respingendo le stesse leggi che questo Stato impone, se queste sono di danno e se sono dannose appunto nei confronti degli interessi della Sardegna. Ciò che ci deve unire, voglio dire, lo dicono i nostri 270.000 disoccupati, lo dice la chiusura delle nostre miniere, lo dice la distruzione della nostra economia, sono i nostri interessi reali di un popolo che ha una cultura millenaria, che vive qua in questa terra e che vuole ridiventare protagonista nella propria terra. Questo è il grande messaggio di Sardegna Nazione. Sardi, uniamoci perché insieme possiamo conquistare il nostro futuro, possiamo conquistare il nostro autogoverno e per mezzo dell'autogoverno conquistare la nostra prosperità.